Presentata stamani presso la sede del parco la nuova alleanza tra 3 operatori per promuovere il turismo nella nostra regione. Flixbus, Ibla Tour e Fratelli Patte Autolinee scommettono sulla Sicilia. Si uniscono così le forze tra operatori storici del trasporto su gomma per rendere più capillare la sua rete in Sicilia e creare nuove opportunità a livello di turismo incoming. Grazie all'accordo siglato tra gli operatori sale a 34 il numero delle città siciliane collegate alla rete internazionale e riguardano soprattutto i collegamenti con la capitale, da lì raggiungere destinazioni europee con un solo biglietto. Siamo oggi orgogliosi e felici di entrare a far parte del network Flixbus, perché oggi per noi è un grande evento, un grande giorno, perché presentiamo ad Agrigento il progetto Flixbus. Fin dall'inizio abbiamo preso con tanto entusiasmo la filosofia di Flixbus, perché è un'azienda giovane e dinamica e noi al servizio di Flixbus vogliamo portare più interconnessione ad Agrigento. Ecco che questa ha una valenza molto forte, soprattutto per il territorio agrigentino. Noi siamo da sempre stati un'azienda presente ad Agrigento, nella provincia, nasciamo come azienda di trasporto negli anni 50 e nel tempo abbiamo avuto una crescita qualitativa e anche votata alla risorsa del territorio. Ecco che oggi siamo ben felici di presentare questo progetto e questa partnership con la Flixbus, perché siamo sicuri che sarà un binomio vincente. Noi sappiamo benissimo le criticità di questo nostro territorio, sappiamo benissimo che abbiamo un tasso molto alto di disoccupazione e quindi i nostri regionali sono costretti ad andare ad emigrare verso i paesi del nord in cerca di lavoro. Noi con questo servizio stiamo abbracciando questo progetto della Flixbus perché siamo convinti che c'è grossa mobilità qua in Sicilia. Con questo progetto noi cercheremo di agevolare, purtroppo, lo dico a malincuore, questo flusso di migrazione che è verso le città del nord e nello stesso tempo sappiamo che la Sicilia è una terra di storia, ha grande tradizione e grande cultura e quindi raggiungendo con i nostri mezzi Roma troveremo là uno snodo per tutto questo flusso di passeggeri, sia quello delle migrazioni sia quello del turismo, in modo che diamo una connessione verso la nostra terra e portiamo uno sviluppo per il turismo locale. Flixbus ha sempre avuto a cuore la Sicilia, dalla collega da poco, da novembre del 2018, in questi pochi mesi abbiamo trasportato oltre 200.000 passeggeri, sono 34 le città che colleghiamo, ma per noi essere un'azienda di trasporto non significa solo portare persone, collegare città, ma è anche promuovere il territorio, lavorare con le aziende del territorio e sono contento e orgoglioso che abbiamo siglato questa partnership insieme a due importanti e storiche aziende di questa bellissima regione, in modo tale che anche loro possano crescere, svilupparsi, portare turismo in questa bellissima regione. Fattivamente qual è stato il vostro apporto per questo accordo? Ma intanto un sostegno da un punto di vista promozionale di quella che è la bontà dell'operazione, dei privati che si stanno mettendo in gioco per sviluppare un ulteriore strumento di promozione turistica, perché di fatto oggi una destinazione turistica di successo si fa con la qualità e con la quantità dei servizi connessi appunto ai turisti che devono venirci a visitare. Ecco, questo Flixbus è assolutamente uno strumento utile che può naturalmente incentivare maggiormente quelle che possono essere le attività turistiche del territorio e, perché no, insomma, provare ad aumentare quello che è anche il servizio all'interno della regione Sicilia. Sicuramente è importante per le agenzie, poiché si apre per loro un nuovo canale di commercializzazione di un prodotto che può dare un valido aiuto a tutte le agenzie. Non bisogna vederlo come una concorrenza, bensì un validissimo aiuto, visto che Flix ricopre un così ampio territorio sia a livello nazionale che a livello europeo.